Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Il mese di settembre sarà un mese che ricorderemo per quanti eventi si svolgeranno nella meravigliosa location del Cansiglio, della foresta del Cansiglio, che proprio per 2 fine settimana si trasformerà nel centro di riferimento per tutte le tematiche di carattere forestale. Siamo in compagnia del dottor Giustino Mezzalira, direttore della direzione ricerca di Veneto Agricoltura. Grazie Giustino per essere oggi qui con noi, proprio per fare il punto su questi 2 weekend davvero ricchi di avvenimenti, ricordiamo aperti al pubblico, rivolti sì agli operatori forestali, ma aperti al pubblico proprio perché sono in programma tantissimi eventi di grande interesse per tutti. Stiamo parlando dell'evento che si svolgerà il 10, l'11 e il 12 settembre e poi il weekend successivo, il 18 e il 19. Cosa succederà? Allora, il primo weekend è in programma la fiera e il Festival delle Foreste e anche Boster Nord-Est. Di cosa stiamo parlando? Capiamoci un pochino prima di tutto, Renzo, sulle parole. Allora, Fiere Festival delle Foreste è un'iniziativa che è nata 3 anni fa, è un'iniziativa di Longarone Fiere che ha visto fin dall'inizio Veneto Agricoltura come partner, scientifico. Quindi è un evento che ha, come dice il nome, fiera e festival, una parte commerciale, la fiera, e il festival che invece è un insieme di eventi culturali. Stiamo parlando di convegni, workshop, laboratori, visite in campo, dimostrazioni, sempre gravitanti intorno al grande tema delle foreste e delle tante filiere che dalle foreste si ripartono. Ecco. E Boster Nord-Est invece è un qualcosa che mette insieme un po' alle 2 anime, cioè ha un'anima commerciale e ha un'anima culturale. Che cos'è Boster Nord-Est? Boster Nord-Est è una dimostrazione di macchine e attrezzature forestali in campo, quindi si vedono macchine e attrezzature forestali in campo che lavorano, che operano, quindi non è una dimostrazione di macchinari come in un padiglione fieristico, tutti belli allineati, ma fermi. Quando io parlo di un cippatore sta cippando, quando parlo di una gru a cavo la vedo funzionare, quando io parlo di una motosega, di un trattore, di un vericello, insomma tutto quello che è l'armamentario che ci permette di andare in bosco lo vedo in funzione. E questa è l'essenza, se vogliamo, di queste manifestazioni che chiamiamo Boster, che oltre che nel nord-est sono presenti anche ovviamente nel nord-ovest, anzi sono nate nel nord-ovest in Piemonte circa 20 anni fa. Quindi questo primo weekend, ripetiamo la data, venerdì 10, poi sabato 11 e domenica 12 settembre, questo grande evento promosso da Veneto Agricoltura, Longarone Fiere e poi anche altri enti, Regione Friuli Venezia Giulia, eccetera. Perché un operatore forestale dovrebbe venire in Cansiglio? Perché trova di tutto veramente, e quindi potrà scegliere andando nel sito di Longarone Fiere, ma anche in quello di Veneto Agricoltura che rilancia, potrà scegliere tra le decine di eventi culturali del festival. Ci tengo a sottolineare che il festival è un'iniziativa collegiale. Per organizzare il festival vengono coinvolte decine e decine di associazioni di tutti i tipi che in qualche modo rappresentano il mondo forestale. Penso solo alle associazioni delle ditte boschive, piuttosto che di chi si occupa di uso del legno a fini energetici, chi promuove l'uso del legno a scala regionale. Dietro ciascuno di questi temi ci sono delle sigle e ciascuno di questi soggetti partecipa portando qualcosa di proprio. Hai citato prima la Regione Friuli Venezia Giulia, un partner fondamentale, perché fin dall'inizio la Regione Friuli Venezia Giulia ha creduto molto a questa iniziativa. D'altra parte il Cansiglio è giusto a metà strada, 1/3 del Cansiglio in Friuli, 2/3 sono nel Veneto, quindi era la location giusta per fare un discorso di area vasta, che quindi non riguarda solo il Bellunese o il Veneto, ma riguarda sostanzialmente l'intero nord-est. Quindi perché uno deve venire? Perché basta andare a vedere, sicuramente chiunque sia interessato alle attività forestali
da qualsiasi punto di vista, sia quello economico ma anche quello culturale, ricreativo, naturalistico, eccetera, troverà qualcosa di molto molto interessante in quei giochi. E dopo perché vede operare direttamente in campo, quindi anche, non dico chi deve cambiarsi la motosega venga in Cansiglio, perché non è così, però avere una percezione di quella che per esempio è l'innovazione tecnologica che negli ultimi anni ha letteralmente sconvolto il tradizionale lavoro del nostro boscaiolo. Vede tutto in campo, comprese alcune interessantissime approfondimenti. Per esempio, come Veneto Agricoltura organizziamo la visita a un nostro cantiere che adesso, dopo l'esbosco, ci mostra come andremo a ricostruire i pezzi della foresta del Cansiglio che sono stati distrutti dalla tempesta Valle. Ricordavo che è aperto al pubblico, quindi non solo gli operatori forestali, ma è un evento aperto al pubblico per cui tutte le persone interessate dell'ambiente montano, forestale nello specifico, troveranno in quel fine settimana, e anche quello successivo, ma poi parleremo, troveranno un sacco di eventi collaterali, di momenti proprio importanti di confronto per capire e approfondire l'importanza del bosco, perché il bosco non è solo ambiente, ma è anche legname ed è tanto altro. Economia, turismo, ricreazione, eccetera, eccetera. Ecco, fra l'altro vorrei aggiungere, Renzo, che per il grande pubblico ci sarà anche la possibilità di assaporare l'offerta enogastronomica locale, ci sono le proloco del territorio, abbiamo veramente cercato di fare in modo che non sia un qualcosa di avulso che arriva in Cansiglio, ma che ci sia anche proprio una collegialità del territorio, dell'Alpago, del Vittoriese, che si sentono direttamente partecipi nell'ospitare in questo scenario unico che è il Cansiglio un evento che, sì, diciamo nord-est, ma è di importanza nazionale. Certo. Ricordiamo che il programma di tutti gli eventi, dei convegni, dei momenti di confronto, delle visite guidate e quant'altro, il programma intero lo trovate sia sul sito di Veneto Agricoltura che di Longarone Fiere. E questo il 10, l'11 e il 12 di settembre. Il weekend successivo, invece, il 18 e il 19, sabato 18 e domenica 19, si terrà un altro importante momento con un titolo tra l'altro davvero anche interessante, Venezia 1600, perché ricorrono quest'anno i 1600 anni di fondazione di Venezia, quindi Venezia 1600 e la gestione sostenibile della foresta del Cansiglio. Per quale motivo? Lo dice il titolo, tutti penso sappiano che sotto Venezia c'è una foresta e sopra Venezia c'è un'altra foresta, cioè con gli alberi si sono considerati milioni di alberi che sono stati utilizzati per consolidare quelle isole della laguna senza i quali non sarebbe stato possibile costruire i palazzi, le chiese che noi vediamo, cioè come fanno a stare su un po' di fondo della laguna. Perché sotto ci sono milioni di alberi che fra l'altro sono ancora là, perché quando il legno gli togli l'ossigeno praticamente non marcisce più, quindi sotto i palazzi noi restauriamo, troviamo ancora gli alberi. Quindi gli alberi sotto Venezia, poi il legname importante per costruire Venezia e poi anche la flotta di Venezia. La flotta, quindi l'altra parte della foresta che sta sopra, quella che corre sopra l'acqua, e allora qui il Cansiglio, sappiamo tutti, insomma, tanti di noi sanno che il Cansiglio era il Gran Bosco d'Areme, quindi era una parte di un sistema mirabile dove la Serenissima aveva costruito una supply chain, oggi potremmo dire, una catena di approvvigionamento che le permetteva di avere tutti i tipi di legno che servivano per costruire qualsiasi tipo di nave, dalla nave per antonomasia che tutti abbiamo, dall'imbarcazione per antonomasia che è la gondola di Venezia, fino alle galeotte, alle grandi galere, alle coche, alle navi da trasporto, ecco, in tempi più recenti i burci e tutto quello che serviva a Venezia per essere quello che era, cioè una potenza economica che per 200 anni è stato il centro, il fulcro del commercio a livello internazionale, una potenza militare, perché poi quando serviva Venezia sapeva bene come difendersi. Dietro a tutto questo c'erano le foreste e dietro c'era un sistema mirabile. Il Cansiglio oggi vuole testimoniare nei 1600 anni dalla fondazione questo, e questo lo farà con altri eventi, altri convegni, altre importanti iniziative. Infatti tutti questi eventi che si svolgeranno nell'hangar di Veneto Agricoltura nella piana del Cansiglio, poi verrà allestito una grande tensostruttura
con all'interno tantissime attrazioni. Quindi anche in questo weekend, ricordiamo, aperto al pubblico, tutti gli appassionati di queste tematiche storiche che vedono al centro Venezia, le sue foreste e quindi la gestione sostenibile di queste foreste, che è importante ricordare. Vero? Questo è importante ricordarlo, Renzo, perché il Cansiglio non è solo una foresta che oggi è gestita in modo sostenibile, è certificata PFC, quindi tutti sanno che se comprano il legname della foresta che proviene dalla foresta del Cansiglio, che è tracciabile, che può essere attraverso la catena di custodia si può risalire che quel legname viene dalla foresta del Cansiglio, oggi abbiamo la garanzia che quella foresta è gestita in modo sostenibile. Ma quello che forse pochi sanno è che il concetto di gestione forestale sostenibile è nato in Cansiglio e non per l'Italia, per il mondo, per l'umanità. Cioè una delle prime foreste a essere gestita con quei principi, con quei criteri che oggi noi chiamiamo gestione forestale sostenibile è stata la foresta del Cansiglio e lo testimoniano documenti straordinari, catastici veneziani che ci mostrano come Venezia pianificava, perché l'essenza della gestione sostenibile è programmare e dire taglio solo quello che posso tagliare di modo che domani avrò esattamente lo stesso legname che posso avere oggi e fra 1000 anni avrò ancora una foresta sana, produttiva, ricca. A questo concetto quantitativo nel tempo noi abbiamo aggiunto altri aspetti, per esempio quello naturalistico che è il più recente, o quello turistico, cioè che sia una foresta gestita bene non solo per darci del buon legname, i remi, ma anche per ospitare vita selvatica, la biodiversità, o per darci delle meravigliose sensazioni, quelle che proviamo attraversando questa foresta. Sì. Insomma, nei pochi minuti che abbiamo avuto a disposizione abbiamo cercato di spiegare e quindi invitarvi a partecipare a questi 2 eventi che si svolgeranno in Cansiglio nel prossimo mese di settembre, nei fine settimana 10, 11, 12 e poi quello successivo 18 e 19. Tutti gli appassionati di foreste, di legno, dell'utilizzo del legno, delle foreste e poi dell'importanza del legno per la Repubblica Serenissima. Parleremo con docenti universitari e con esperti della flotta veneziana, di come veniva utilizzato il legname, di come veniva portato giù il legname fino a Venezia. Tutti gli appassionati sono invitati a partecipare a questi grandi eventi che si svolgeranno in Cansiglio, ci saranno un sacco di attrazioni e speriamo nel bel tempo, non mancate. E vi diamo appuntamento, quindi speriamo di vederci tutti quanti in Cansiglio a parlare di legno, di foreste, delle nostre foreste venete e della storia che c'è stata grazie alla Repubblica Serenissima.